Tutti conoscono la leggenda secondo cui sarebbe stato Marco Polo a portare gli spaghetti in Italia. Dean di ritorno dal suo epico viaggio in Cina, ma la vera storia, è molto diversa e non inizia in Estremo Oriente, bensì nel cuore pulsante del Mediterraneo. Per scoprire le vere origini della pasta lunga, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo. Dimenticate i viaggi del milione e lasciatevi trasportare dai venti del sud fino in Sicilia. Siamo nel XII secolo. La Sicilia è un crocevia straordinario di culture, popoli e conoscenze. Sotto la dominazione araba prima e quella normanna poi, l'isola vive un'epoca d'oro. L'ingegneria agricola araba ha introdotto nuovi sistemi di irrigazione, trasformando l'isola in un immenso granaio. E qui cresce una risorsa preziosissima, il grano duro, un grano resistente e tenace. A differenza del grano tenero, permette di creare un impasto perfetto per resistere al tempo. La Sicilia diventa così il principale centro di produzione cerealicola di tutto il Mediterraneo. Ma dove nasce esattamente lo spaghetto? La risposta ci viene fornita nel 1154 da un geografo, il cartografo arabo Al-Idrisi, nel suo celebre Libro di Re Ruggero. Al-Idrisi descrive un piccolo insediamento a circa 30 km da Palermo. Un borgo incastonato tra le colline e il mare, ricco di acque e mulini. Il suo nome è Trabia. È qui che Al-Idrisi osserva una fiorente industria artigianale di pasta lunga. Le donne del luogo mescolavano l'acqua con la semola di grano duro, creando fili lunghi e sottili. Ma la vera genialità era un'altra, l'essiccazione al sole caldo di Sicilia. Questa pasta lunga veniva esposta ai venti del mare fino a perdere ogni traccia di umidità. Gli arabi la chiamavano itria, che significa letteralmente focaccia tagliata a strisce. Una volta essiccata, l'itria durava mesi, non ammuffiva ed era facile da trasportare. Era il cibo perfetto per le lunghe attraversate marittime e per le carovane nel deserto. Da Trabia, navi cariche di pasta salpavano ogni giorno per rifornire i mercati del Mediterraneo, sia nei territori musulmani che in quelli cristiani. Era nata la prima industria della pasta al mondo. Ritorno ai giorni nostri. Quell'antica parola araba, itria, non è mai del tutto scomparsa. Ha viaggiato attraverso i secoli e le generazioni, custodita nelle tradizioni locali. Ancora oggi, in alcune zone della Sicilia, i sottilissimi capelli d'angelo vengono chiamati tria, una parola breve che racchiude in sé il suono di 1000 anni di storia siciliana. La prossima volta che arrotolerete i vostri spaghetti intorno alla forchetta, ricordatevi del vento, del sole e delle antiche macine di Trabia, la vera culla della pasta. Ricordatevi del vento, del sole di Sicilia e delle antiche macine di Trabia, l'autentica, vera culla della pasta.